Chiastros Live Show e siamo tornati in diretta con un altro ospite. Buonasera. Lei non può interrompermi nel momento in cui entro in onda e la presento. Così, scusa. rovina tutto. Poi adesso c'è luce, può anche dire buongiorno, non è che per forza. Buongiornissimo. Ecco, bravo. Allora, buongiorno. Sì, buongiorno. Abbiamo qui un signore, come l'avevo fatto sentendo per l'appunto, sì, che di mestiere cosa fa? Lui offre pubblicità a basso a basso costo in contesti non ortodossi. Ah, ecco, vedo che la sapeva, Sì, non è che buonasera, veniva buongiorno. ortodossi. Allora, presentiamola innanzitutto. Nome? Teresa. Lei si chiama di nome? Teresa. Teresa? Sì. Ma non è una donna lei? No, sono un uomo. È un uomo. Lei Sì. comunque si chiama Teresa? Sì, Teresa Calvario, grazie. Calvario è il cognome, immagino. Sì, beh, no, giustamente. Ma come mai Teresa? No. Non... È un errore. Sì, all'anagrafe. E lei non ha mai... No. Che cosa? No, lei risponde no senza sapere la domanda. Non l'ho mai cambiato. Non ha mai cambiato, No. non ha mai pensato di cambiare il suo nome in qualcos'altro. No. Vabbè, dai, insomma. Allora, lei come vi andate di mestiere è un pubblicitario. Ma Sì. faccia lei il conduttore, se deve ripetere tutto. Lei è un pubblicitario, appunto offre pubblicità in tutti i luoghi Sì, non convenzionali. Sì, a basso costo, ovviamente partendo Diciamolo. dai 0,23 centesimi in su. Ecco, per non convenzionali, non ortodossi, cosa intendiamo prima di tutto? Beh, io faccio la pubblicità appendendo cartelli sui cancelli automatici di case private, Ah, bello. fondali di piscina Sì? e addirittura dentro i rotoli di carta igienica. Cioè, cosa vuol dire dentro i rotoli Nel di senso carta che io igienica? vado nei grandi magazzini, no? Tipo il Carrefour. Sì. No? Vado lì, Che vado nei esempi. bagni. Va nei bagni? Sì, nei bagni maschili e femminili. Sì. Srotolo la carta igienica fino alla fine senza stare attento a non spezzarla nel mezzo. Sì. E nell'ultimo quadratino di carta ci inserisco un adesivo con la pubblicità. Riarrotolo tutto. Sì. E così quando uno deve pulirsi, stacca l'ultimo e invece di pulire, perché plastificato non può, guarda e mi faccio pubblicità. Cioè lei fa tutto questo lavoro. Ha qualche altra... Beh, diciamo qualche che altra missione curiosa che ha? due sere fa sono andato da Goccia di Carnia, ho preso 4 stock, 4 bancali da 1000 bottiglie e ho messo da 1000, che bancali La sono? base. 1000 bottiglie. Ecco. Ho messo gli adesivi sotto la bottiglia, no? Sotto la bottiglia. Sotto la bottiglia dalla parte che l'adesivo si vede, no, non si vede da dietro, si vede da dentro la bottiglia. Ah, ok. E Ok, perché? quando quindi uno beve a canna, vede con il riflesso dell'acqua la pubblicità dell'adesivo, insomma. Ecco, pugia di cosa tra l'altro? Beh, acqua dolomia, ovviamente. Nella goccia di Carnia. Ok, allora, vedo che ha un'altra cosa. Sì. Questo è stato un lavoro commissionato dal proprietario di un essiccatoio. Addirittura Sì, signor Tereso Silos. Tereso? Sì. Anche lui ha cambiato nome. Lui era... Beh, lui è stato un po' più furbo di me. Ecco. Il signor Tereso Silios, proprietario di essiccatoio, cosa le ha chiesto di Mi ha fare? chiesto di fare pubblicità per il suo essiccatoio a 4 km quadrati appunto dalla base del suo essiccatoio, no? Ok. E io allora cosa ho fatto? Sono andato in tutti i campi di grano turco Sì. e dintorni. Grano turco. Ecco, diciamolo bene. Ho aperto il cartoccio del mais e infilavo dentro in ogni cartoccio del mais un biglietto da visita del signor Tereso Silos. Ma perché? Dentro, Cioè, ovviamente, poi Poi cresce. lei chiudeva anche il Chiudeva cartoccio. col tac-tac, stac-tac. Cos'è la stack-attack? Con lo stac-attac, con lo... L'attack. Sì, con l'attack. Ecco, sì, con l'attack. Con Ecco, l'attack. poi quando ovviamente facevano la trebbia, non andavano a trebbiare, cadevano giù questi bigliettini, uno ha detto, ma aspetta che vedo cos'è. E quindi- ovviamente andava lì dell'essiccatoio. E va lì, poi tra l'altro sono 4 km, come se uno non sapesse che a 4 km c'è un essiccatoio. No, non lo sanno. Non si sa mai. Sì. Quindi possiamo dire che perché lei si impegna tanto, fa tanto. Sì, tanta, sì, lavoro tanto. Lavora tanto, è faticoso anche. Possiamo dire che lei Sì. raggiunge massimi risultati. Sì, con massimi sforzi. Con massimi sforzi. Sì. Però almeno i guadagni. Minimi. Guarda, io minimi guadagni. Io guadagno solo per la sussistenza. Quindi lei, diciamo che un po' che la sua attività non sta in piedi. Sì, non sta proprio in piedi. È un po' un eroe del mondo moderno. Sì. Ecco, sì. senza esagerare. Beh, tra diciamo che poi vado avanti e faccio anche delle pubblicità multimediali. Lei fa con anche delle dell'audio, cose sì. orali, vocali. Sì, Ecco, sì. tipo cosa... Adesso per esempio mi apposto in centro a Udine un'ora, due, e ogni volta che uno va e che sta mandando dei messaggi vocali
su WhatsApp, io vado dietro di lui e urlo il nome della pubblicità. Così gli rimane impressa ogni volta che ascolta il tuo cane. Fa venire un infarto praticamente urlando. O ad esempio questo che devo farlo prossima settimana negli stabilimenti balneari di Lignano. Sì. Sai quando l'autoparlante si accende e dice alle famiglie tedesche che hanno perso i figli? Solo sì, loro è vero. perdono. Sì, che è stata persa Laura di 3 anni in spiaggia. Ecco, io piratamente, perché in Italia è illegale, inserisco il mio file MP3 con la pubblicità giusto dopo questa cosa. Magari possiamo farlo ascoltare, l'ha portato? No, non l'ha portato. posso farlo in diretta. Può farlo però. in diretta? Sì, ho portato una base. Ah, ecco, la base l'ha portata. Lei Ho non porta portato- la registrazione, ma la base. Io ho una base che è di un mio carissimo io sono fan di lui, Di chi? di questo qua che Vediamo se il nostro disco mettiamo la banda jockey. Ecco, Sarabande. Di Handel. Di Ender, sì, proprio Ecco, di Ender. Sarabande. Qualche volta mi dimentico il nome. D'Ampliance del supermercato. Questo è il titolo? Sì. Ah, dice anche il titolo lei. Vada. Articolo numero 1. Salame in offerta all'Eurospin. Articolo numero 2. Scusa, è finito così? Non dice certo. prezzo, non dice... No, non si può mica perdere tempo. In 10 secondi devo dire 10 prodotti. Come faccio a dire anche quindi la località? Basta far venire gola di salame dell'Eurospin. Ok. Numero 2. Cotechino compra 3 paghi 2 alla Ildi. Ecco. Anche qui senza prezzo né nulla. Articolo 3. Silicone per fugare i battiscopa in omaggio con un omogeneizzato di vitello non biologico. Lo trovate al Billa, anche formato famiglia. Soprattutto formato famiglia. Ecco. Allora, che poi tra l'altro io le faccio i complimenti. Tra l'altro Grazie. lei un po' sta anche approfittando della nostra trasmissione per fare È così che pubblicità, faccio, diciamola. è così che lavoro. È un po' È così una che sanguisuga della società. Sì. Allora, facciamo così. Io so. Ho Per un chiudere, appunto, lo sapevo perché ho ho un visto che mi hanno fatto segnale che è un'altra base. Ho una base un po' più frizzantina Oh. che vorrei mettere per una campagna di responsabilizzazione Sì, con quante S? Getta, contro la raccolta dei sassi del fiume Torre Torrente. Bello. Fiume Torre. È un fiume perché torrente? Ok. Volevo fare un po' anche Vuole fare poesia, il Sì. poeta. Allora, mangiamo. Sono curioso dopo Handel Mettiamo di la- sentire che base importante ci Prego sarà, con la base, perché- grazie. Ma Oh. cos'è sta Maracaibo. No. Da Handel. No, è giustissimo, Dai, è giustissimo. pubblicità progresso. Ogni giorno dal fiume Torre vengono prelevati abusivamente decine di sassi. Uomini con le moto hanno modificato il naturale corso degli argini. 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 Non so neanche. Ma se domani il torrente Torre Fiume non dovesse esistere più, aiuta anche tu il fiume Torre. Rifaccia. Ripopoliamolo di sassi. Ecco. Rinuncia a un sasso del tuo giardino e inviacelo tramite busta chiusa. A chi poi? A tutti. Se tutti. ci invierai un sasso solidale, noi penseremo a Noi chi, tra l'altro? Noi, io. Ah, dica io, perché dice noi? Io penseremo a gettarlo personalmente nel sacro fiume Torre Torrente. Sacro. Non hai un giardino? Eh. Scendi in piazza e scardina il porfido. Finito così? Sì. Ecco, dica grazie almeno. Grazie. Ecco, allora io la ringrazio. Grazie. Signor Sono un Tere- po' faticato. Eh sì, un po' è faticoso, poi anche dire tutte le parole giuste. Eh sì. Ringraziamo il nostro signor Teresa. Teresa. Sì. Teresa. Teresa. Vuole sì. lanciare lei il prossimo brano? No. No, lo faccio io? Sì. Ecco, allora, ma lo faccia lei. No. Non si vergogni. No. Non vuole? No. Non è bravo. Non sono bravo a queste cose. Allora torniamo tra poco con il Chiastrons live Live show. show. Ecco, volevo ben dire. Ecco, grazie. Everybody